Seconda corsa dal Savio di Cesena, una prova per cavalli di 4 anni a reclamare per 8.000 euro. Sono in 12 ad aver accettato l'ingaggio. Numero 1 Bagar, 2 Blanca Daghi, 3 Bumsi, 4 Black LL, 5 Boato di No, 6 Bolivar Rock, in seconda fila 7 Bizantina Bass, 8 Beatrice Cup, 9 Brendas, 10 Brios, 11 Brufen Oil, 12 Benvenuta DL. Allenamento che si va a completare lungo la curva di sinistra, parte con molta cautela dal 12 Benvenuta DL. Gli altri sono tutti ben allineati dietro la macchina. Parte con calma con l'1 Bagar e si parte con Boato di No che schizza il comando nei confronti di Blanca Daghi, che è seconda allo steccato, con Beatrice Cup che parte bene dalla seconda fila e filtra alle spalle di Brufen Oil, che a sua volta è scattato forte dall'11. In terza ruota rimane Bolivar Rock dopo 200 metri passati dal favorito in 14-8. Matteo Zaccherini e Boato di No a guidare le operazioni nei confronti di Blanca Daghi alla corda. Bagarra terza di dentro, fuori allo scoperto c'è Brufen Oil con in pariglia Beatrice Cup. In terza ruota costante Bolivar Rock che soffre in mezzo alla pista dopo 400 passati in 29-8. Sulla curva di sinistra Boato di No che controlla le operazioni, Brufen Oil che cerca di avvicinarsi al largo, Beatrice Cup in pariglia a precedere Black LL. Continua in terza ruota Bolivar Rock, che però ha avuto percorso direi quasi impossibile al passaggio davanti alle tribune. Boato di No in vantaggio nei confronti di Blanca Daghi, Brufen Oil allo scoperto, Beatrice Cup che aspetta in pariglia, lungo la corda c'è sempre Bagar a precedere Bizantina Bass e Black LL in pariglia. Quando il primo mezzo miglio è andato via in un minuto spaccato da parte del leader Boato di No, che Matteo Zaccherini porta a completare il chilometro all'avanguardia in 1.15.7, muove in terza ruota Beatrice Cup, mentre c'è la mossa in mezzo alla pista da parte di Brios, che cerca di rifare il gruppo e di portarsi sulla testa della corsa. Insiste in mezzo alla pista Vincenzo Vitagliano, che cerca di andare all'attacco di Boato di No, mentre galoppa Blanca Daghi. Rimane in terza posizione Beatrice Cup, poi ancora Bagar, insiste Brios all'attacco di Boato di No, che prova a riprendersi lungo la corda. La piegata passata in 15 da Boato di No, che è ancora in vantaggio, cerca di replicare a Brios che attacca al largo, Brios che mette qualcosa avanti all'avversario, Brios che è passato, Brios e Vincenzo Vitagliano che portano a casa il successo nei confronti di Boato di No, mentre per il terzo posto sono in linea Beatrice Cup e all'interno Brendas, finita a 100 all'ora in open stretch. Il successo di Brios, Vincenzo Vitagliano per Andrea Vitagliano, i colori del signor Marino Stradaioli. Il successo, il terzo nelle ultime 4 uscite per il figlio di Napoleon, che conferma il suo stato di grazia e vince nei confronti di Boato di No, che ci ha provato al comando ma è stato labile in retta d'arrivo, mentre per il terzo posto la foto è molto molto stretta, con Brendas che va a bucare all'interno Beatrice Cup. Bisognerà ovviamente andare dal giudice d'arrivo per la fotografia per il terzo posto, con però Brendas che potrebbe aver battuto Beatrice Cup. Il successo per tutto di Brios, Vincenzo Vitagliano, Andrea Vitagliano, Marino Stradaioli.